Di nuovo in diretta per la pagina politica, è uno dei nomi più discussi, chiacchierati di questi giorni anche a livello nazionale, quello di Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore, è dato come il favorito di Giorgia Meloni in vista delle regionali del 2025. Ieri sera De Carlo è stato ospite del nostro direttore Luigi Baccialli a Focus. Credo che siano oggettivamente buttate un po' premature, insomma, mancano 2 anni e abbiamo tanto lavoro da fare sia in commissione e, come dice giustamente il nostro governatore, anche in regione, e quindi adesso concentriamoci sul tanto lavoro che c'è da fare e poi dopo parliamo a tempo debito. Commenta così Luca De Carlo l'indiscrezione che lo vede indicato da Giorgia Meloni come candidato alla presidenza della Regione Veneto per il 2025, nel caso non dovesse passare la proposta di legge della Lega sul terzo mandato per i governatori. Per Zaia sarebbe tra l'altro il quarto, visto che la legge regionale veneta di attuazione è entrata in vigore nel 2015. Mentre il caso Sardegna infiamma il clima nel centrodestra, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia vede come prematura la discussione sul Veneto. Oggi invece trova un po' di spazio all'interno di una discussione tra alleati, soprattutto magari su qualche ancora frizione che c'è in qualche regione, la Sardegna, per cui nel calderone poi finiscono altri ragionamenti che insomma credo siano alquanto prematuri. Altra questione scottante è quella della riforma dell'autonomia differenziata che martedì approderà in aula, un tema non proprio nelle corde dei meloniani ma sicuramente in quello dei veneti. È un percorso lungo, è un percorso che prevede tanti passaggi ed è un percorso che grazie a Dio fa in modo, e questo va riconosciuto al ministro Calderoli, che anche i parlamentari, tutti, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi gruppo politico, possano partecipare a questo processo di riforma dello Stato, che è un processo di riforma dello Stato importante, che i veneti sentono particolarmente, ma che non deve essere visto come un qualcosa contro le regioni del Sud, ma deve essere un qualcosa che mette anche le regioni del Sud nelle condizioni di migliorare la propria situazione. Ed è per questo, con questo spirito che la Meloni approccia anche il discorso sull'autonomia. E proprio dell'autonomia vista da Sud ha parlato a Treviso nel corso di una presentazione Cateno De Luca, che molti di voi conosceranno, sindaco, sceriffo di Messina e tanto altro. Questo libro, Non tutto è successo, che rappresenta un po' la somma non solo della mia esperienza politica e professionale, ma anche per quello che sono aspetti personali. Un siciliano a Treviso per dimostrare che la volontà di cambiare uno Stato centralista non arriva solo dalle regioni del nord. E l'onorevole deputato della regione Sicilia e sindaco di Taormina l'ha ribadito anche ieri sera nel trevigianissimo Palazzo Rinaldi alla presentazione del suo ultimo libro Non tutto è successo. Un'occasione per raccontare anche come dalla regione più a sud dell'Italia, secondo De Luca, si senta forte l'esigenza di uno Stato federato. Autonomia dei territori, una confederazione, uno Stato leggero che faccia quelle poche cose per non continuare a fare danno. E per danni De Luca intende ad esempio l'ultima legge di bilancio. Fare leggi di stabilità a debito è la cosa più semplice e soprattutto continuare a bruciare oltre 30 miliardi di euro in interessi sul debito è l'altro delitto. Conti alla mano dunque per un onorevole che da sindaco di Messina ha messo a posto i bilanci di un comune in dissesto amministrativo. Fare il sindaco è una missione, non è un mestiere perché non campo di politica. E amministrare, il termine amministrare è cosa diversa dal fare politica. Amministrare significa avere il coraggio di rischiare di sporcarsi le mani e fare quelle scelte che chi ti ha preceduto non ha mai fatto. Io ho avuto finora la possibilità di amministrare 5 comuni diversi perché dove ho amministrato bene e altre comunità mi hanno voluto come sindaco. Lo slogan ormai che mi appartiene: sistemi e disastri degli altri e passa a un altro comune. Ed è grazie anche a questa esperienza che De Luca critica la cancellazione della legge sull'abuso d'ufficio chiesta da molti sindaci. Ma perché non concentrarsi sulla durata dei processi e sulla fuga di notizie? Perché un processo per abuso d'ufficio non deve durare massimo un anno, per cui tu mi indaghi, fallo, però poi mi devi dire in tempi reali e quindi quello diventa la vera rivoluzione. Se sono colpevole
o se invece hai preso un abbaglio. Insomma, tanti temi che accomunano le diverse regioni italiane, dove, nella visione di Cateno De Luca, una rete di coalizioni civiche al posto dei partiti può governare un'Italia federata. Che cosa deve ancora succedere, visto che non tutto è successo? Cateno De Luca, presidente della regione siciliana, è ispiratore di un progetto autonomista e federalista che metta assieme in una rete nazionale tutto il civismo, tutto il movimento civico e autonomista che c'è in tutta Italia, e avere finalmente al Parlamento nazionale dei gruppi che sono espressione del civismo e dell'autonomia autentica dei territori che vogliono portare avanti il principio ciascuno comandi a casa propria. Importante traguardo oggi a Castelfranco Veneto per una resanese doc, nonna Paolina Libralato, che ha festeggiato i suoi 100 anni. Nata a Resana nel 1924, Paolina Libralato ha poi abitato nella frazione castellana di Treville fino all'età di 97 anni. Prima di 7 fratelli, si è sposata e ha avuto 3 figli, occupandosi della cura della casa e dei campi. Attualmente nonna di 9 nipoti e 9 pronipoti, nel tempo libero ama risolvere i cruciverba e nutre da sempre una grande passione per rossetti e acconciature. Oggi in casa di riposo l'ha raggiunta anche il sindaco di Resano, lo vedete, Stefano Bosa. Tanti auguri quindi a nonna Paolina. Adesso la pagina dello sport, il rugby, playoff, altro obiettivo centrato da parte dei leoni del Benetton, stavolta Newcastle. Se il 2023 si era chiuso il 30 dicembre con il bis in United Rugby Championship contro le Zebre di Parma, l'anno nuovo si apre con una vittoria a valanga in Coppa dei Leoni del Benetton in terra inglese, 57-18 contro i Falcons di Newcastle, risultato che ai trevigiani vale l'accesso ai playoff in European Challenge Cup. Trevigiani che sbarcano agli ottavi forti di un successo che a inizio partita non era affatto scontato, a cominciare dalle condizioni ambientali con una temperatura rigida e un forte vento, e dalla munizione a Ignacio Mendi per un avanti volontario su un'azione insidiosa degli avversari. Primi 3 punti, meta e trasformazione, e il Benetton va sotto 10-0. Ma a parità numerica in campo è tutta un'altra storia e i leoni tornano a dominare il campo colmando lo svantaggio e prendendo il largo. Il primo tempo termina sul 22-13 e nella ripresa la musica al Kingston Park non cambia. I biancoverdi non sbagliano un colpo, alla fine le mete sono 8 e valgono il salto alla fase finale della competizione con un turno di anticipo. 18-57 il risultato, i 5 punti fanno salire a 11 Treviso nel proprio raggruppamento, un primo posto provvisorio che, confermato o meno dalle altre partite del girone, per i ragazzi di coach Bortolami è un obiettivo centrato. A proposito di sport e grandi emozioni, finalissima di Supercoppa di Spagna, domani sera in diretta su Antenna 3 a partire dalle 20 in campo il classico Barcellona-Real Madrid. I Blaugrana di Xavi da una parte e i Blancos di Carlo Ancelotti dall'altra è il classico del calcio spagnolo in esclusiva su Antenna 3 domani sera alle 20 per la finale di Supercoppa di Spagna in programma allo stadio di Riyadh in Arabia Saudita. Quarta edizione con la formula delle Final Four che vede sfidarsi prima e seconda squadra del campionato e vincitrice e finalista della Coppa Nazionale. Giovedì le semifinali con Sergi Roberto e i suoi che hanno superato senza difficoltà i baschi dell'Osasuna, mentre per Luka Modric e compagni battere l'Atletico Madrid non è stata affatto una passeggiata. 3-3 il risultato alla fine dei 90 minuti, 5-3 quello dei supplementari e dunque classico sia domani sera alle 20 ora italiana in campo il meglio del calcio europeo che i telespettatori di Antenna 3 potranno vedere in diretta. Vivendo minuto per minuto l'ennesima sfida tra madrileni e catalani, sono questi ultimi a detenere il maggior numero di trofei nella storia della Supercoppa, 14, ma il Real segue a ruota con 12 e sarà ancora un grandissimo spettacolo. Grandissimo spettacolo, quindi lo ripeto, domani sera alle 20 su Antenna 3 e noi adesso andiamo a Belluno. La politica in primo piano, pace fatta, almeno all'apparenza, tra l'assessore regionale Giampaolo Botaccin e il segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Ieri l'atteso incontro chiarificatore al K3 di Treviso, durante il quale Botaccin avrebbe avuto risposte e impegni precisi da parte di Stefani. Da Forza Italia Flavio Tosi continua però a tentare Botaccin.
Giampaolo Bottacini resta nella casa in cui da mesi non si riconosceva più, almeno così sembra dall'esito dell'incontro chiarificatore tra l'assessore regionale bellunese e il segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani. Dal K3 di Treviso, quartier generale della Lega, alla fine del faccia a faccia il clima pare più disteso. Devono trovare l'accordo e penso che Bottacin possa rimanere nella Lega, diceva a poche ore dall'incontro il segretario di Belluno Andrea De Bernardin, che racconta di aver lavorato non poco per agevolare il confronto, aggiungendo però poi ognuno sceglie i propri percorsi. A quel tavolo sono arrivate le dichiarazioni al vetriolo dell'ex deputato trevigiano Giuseppe Paolin, che via Facebook aveva attaccato Bottacin, eppure la consorte, l'ex parlamentare Angela Colmellere. Stefani si è dissociato, non è la voce del partito, ha detto, rassicurando l'assessore sull'attenzione richiesta per il territorio bellunese. Si vedrà. Nel frattempo, proprio oggi a Belluno, il coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi, ha smorzato i toni sul presunto pressing per l'auspicato cambio di casacca di Bottacin. Non c'è nessuna trattativa. Giampaolo, che conosco da 30 anni, che è persona capace, preparata e competente, sa che Forza Italia lo accoglierebbe ben volentieri. Proprio per queste caratteristiche speriamo che possa accogliere questo invito. Sappiamo che appunto in Lega ci sono delle discussioni in atto, ma non ci ingeriamo, aspettiamo insomma che Giampaolo decida. Il nuovo banco di prova allora sarà la prossima riunione della Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà dare il parere vincolante sulla delibera di giunta relativa al riparto dei proventi derivanti dall'idroelettrico prevista dalla legge regionale del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottacin. 100% a Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. La discussione era all'ordine del giorno giovedì, ma il punto è stato rinviato. Quindi lo avete visto nel servizio di Tiziana Bolognani con le immagini di Stefano Bozzi. Flavio Tosi oggi era a Belluno per il congresso di Forza Italia, il primo del partito dopo un lunghissimo periodo di silenzio che ci riporta ai tempi del PDL nel 2009. Energia, carica e voglia di lavorare per il territorio, le parole d'ordine di una rinnovata stagione di Forza Italia anche a Belluno, un'agenda politica che guarda la montagna e ai suoi abitanti e quindi ai problemi che attanagliano il territorio più vasto del Veneto e alle risposte che i cittadini richiedono. La legge sulla montagna sicuramente è una di queste, ma anche l'autonomia che può e deve dare slancio alla regione e alla provincia di Belluno per fare in modo che le persone, soprattutto i giovani, scelgano di vivere nel nostro territorio. C'è poi l'annosa questione viabilità con la necessità di un asse viario che guardi verso nord per fare di Belluno l'anello fondamentale del collegamento fra Venezia e l'Europa. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare insieme anche ai collegamenti intervallivi per fare in modo che le persone possano spostarsi più agevolmente all'interno del nostro territorio. Attesissimo il coordinatore regionale Flavio Tosi, che la scorsa estate in città presentò le new entry nel partito, che ambisce alla doppia cifra ai prossimi appuntamenti elettorali europee e amministrative, ma che non disdegna l'apporto prezioso delle civiche. A livello comunale le liste civiche, massimo rispetto, rimangono radicate col loro nome sul territorio, dopodiché quando sono le provinciali, le regionali, le elezioni politiche, le elezioni europee, chi sta nelle civiche sostiene Forza Italia, ma Forza Italia non vuole cancellare le liste civiche, chiede di aderire a un progetto più grande mantenendo la loro identità. In provincia di Belluno più del 50% dei comuni andranno al rinnovo la prossima primavera. Forza Italia è al lavoro con gli alleati di governo e naturalmente con le liste civiche. Il civismo è la parte importante, fondamentale per vincere le partite delle amministrative. Dalla politica alla sanità il passo è davvero breve. Il 2024 si apre con nuove idee e programmi per l'implementazione dell'attività di elisoccorso nel bellunese. Il commissario dell'ULS 1 Dalbenna sta pensando alla presenza di un secondo elicottero per periodi brevi, oltre a quello già istituzionalizzato nel periodo estivo. Ci sono delle situazioni di periodi molto corti, voglio dire anche di una giornata, che potrebbero richiedere l'utilizzo di un secondo elicottero, che possiamo trovare con l'aiuto, come dire, sempre in rete con gli altri elicotteri che abbiamo in Veneto, oppure pensare ad avere per quella giornata, per quell'occasione, per quella manifestazione, un secondo elicottero a disposizione. Il raddoppio dell'elicottero del SUEB nel bellunese non solo nel periodo estivo, all'ULS Dolomiti più che un mero auspicio, giacché una soluzione è prevista in tempi brevi, lo afferma il commissario Giuseppe Dalbenna, che nel frattempo ha dato indicazioni all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria di progettare l'ampliamento della pista al San Martino. Abbiamo visto in questo
proprio in questo periodo, no, che su Belluno sono atterrati contemporaneamente 2 elicotteri in sostanza, e quindi non è che possiamo tenere l'elicottero in volo sopra l'ospedale in attesa che l'altro parta, quindi c'è la necessità proprio di allargare e di risistemare, quindi riposizionare, ammodernare, ecco, la base di Belluno alle esigenze attuali. Su Belluno arrivano sovente in contemporanea 2 elicotteri, dobbiamo essere pronti ad accoglierli, annota Dal Ben. Gli spazi ci sono, serve creare una zona certificata per la sosta di un altro elicottero come la base EMSA di Pieve di Cadore. I tempi rapidissimi, assicura Dal Ben. Un elisoccorso quindi ancora più efficiente per la montagna bellunese, che osserva con soddisfazione i dati dell'attività svolta durante le festività natalizie. Su un totale di 1260 uscite del SUEM, 53 sono state le missioni dell'elicottero, prevalentemente per incidenti sulle piste e malori. Oltre 5.000 gli accessi al pronto soccorso, più di 4.000 le chiamate alla centrale SUEM. La risposta dalla rete di servizi è stata all'altezza del sistema sanitario veneto. Fortunatamente non è stato necessario l'intervento dell'unità cinofila da valanga, che turna da decenni alla base del SUEM 118 di Pieve di Cadore. Gli interventi di valanga per fortuna sono rari, però la loro presenza è assolutamente indispensabile. Ogni qualvolta il rischio è superiore a 2 o superiore a 2, l'unità cinofila è presente in base. Lo scorso anno, ad esempio, era con noi anche il mese di maggio, perché c'era ancora un rischio residuo e quindi è rimasta assieme a noi prolungatamente durante la stagione. Siamo alle battute conclusive, prima però di lasciarvi al meteo c'è ancora spazio per i vostri presepi. Questa sera quelli di George e Noa di Sant'Alberto di Zero Branco, Ivano Zullato di Motta di Livenza e ancora Matteo e Martina Cuccarolo di Spineda di Riese Pio X, Silvano Alberti di Salgareda. Questi quindi i vostri presepi. È tutto sia da Treviso che da Belluno. Buona serata. Someone happy, make just one heart the heart you sing to. Pizza pies and carousels, the fountains and the wishing wells. Remember when we roamed in Italy? Switzerland, we loved it too, although we left there black and blue. Remember when we tried to learn to ski? Those 2 days in London town, we Yankee do. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 14 gennaio evidenzia un cielo piuttosto grigio. Avremo foschie e nebbie nelle ore più fredde. In montagna non sono escluse locali schiarite. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto un po' ovunque, come vediamo dalla grafica, specie sulle zone di pianura. Sui rilievi possibili parentesi soleggiate. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto più soleggiato, con soltanto alcune nubi alte e velature in transito. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.